Perfetto, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Non è assolutamente gravoso essere con voi, anzi è un piacere che si rinnova ogni volta. E poi, come ha notato già qualcuno, per me è un momento clandestino per fumare il mezzo toscano lontano dal naso di mia moglie, e quindi poi ho un po' di tempo per smaltire. Allora, il secondo itinerario, questa volta ha qualcosa di curioso, nel senso che si tratta di identificare nelle 4 stagioni dell'anno e in 4 orari diversi, 4 percorsi che potrebbero essere curiosi per conoscere meglio la nostra regione. E quindi prendetela proprio così come un suggerimento, no? Io ho provato a muovermi e ho provato a visitare proprio i territori che adesso un po' racconteremo, nelle stagioni che sono state identificate e anche negli orari particolari, cercando di fare un po' un gioco per giocare un po' assieme, cioè non scegliere le regioni marittime in estate e le regioni sciistiche in inverno, ma creare un po' di cortocircuiti, perché insomma il viaggio è anche bello così. Significa mettersi un po' all'esplorazione, mettere dentro lo zaino qualche cosa, no? Un Moleskine per prendere degli appunti, magari una vecchia macchina fotografica, visto che il mio Nokia non fa fotografie, e scattare qualche foto, sentire i locali, gli indigeni che ti dicono dove fermarsi a riposarsi un po', ad assaggiare il vino particolare, oppure qualche cosa che possa ricordare il territorio anche dal punto di vista della gola. E allora comincerei con l'autunno, una stagione che ormai è appena passata, siamo nel cuore dell'inverno in effetti, e comincerei da mezzodì, quindi un autunno a mezzogiorno lungo la strada che da casa mia, Borg di Ruvigne, quindi San Pietro di Ragogna, porta verso Castelnuovo del Friuli. È una strada molto bella, bisogna passare il ponte di Pinzano, che immagino voi conosciate molto bene. Un ponte che non c'è stato sempre così bello, con quell'unica campata grande, sembra di volare. A un certo momento si passa sopra il Tagliamento, che è un gran bel fiume, finché lo lasciano vivere libero, scodinzolare tra le sue terre, tra le sue rocce, tra le sue grave, e arrivare verso Pinzano. Ne parliamo subito. La meta è Castelnuovo. Mi piaceva cominciare con Castelnuovo, perché Castelnuovo è un paese che non esiste, come sapete bene. Così come non esiste Ragogna, così come non esiste Buia, come non esiste Forgaria, non esistono tanti luoghi nel nostro Friuli, o meglio esistono, esiste soltanto il toponimo, ma in realtà poi sono i tanti borghi che si affastellano assieme, che si aggrappano sulle dorsali della mezza montagna in questo caso. E chi di voi ama passeggiare, beh, l'autunno è una stagione strepitosa per visitare i borghi che caratterizzano Castelnuovo, perché sanno di legno, sanno di miele, di bacche, di funghi, lo scrivevo proprio qui in evidenziato, no? Sanno di cacciagione. Arrivare verso mezzogiorno, tra l'altro, è anche un orario strategico, perché insomma comincia già a prepararsi, no? Quella certa ora che è incline al desco, alla mensa, al tavolaccio di un'osteria di quelle vere, di quelle giuste. E soprattutto il consiglio, arrivando in una delle borgate di Castelnuovo, adesso ne citiamo alcune, quelle che perlomeno sono più vicine al mio sentire, avrete la possibilità di farvi indicare il luogo in cui esistono ancora delle piccole stalle, piccole, non grandi, in cui c'è ancora una vacca, 2 vacche, qualche capra. C'è un'associazione interessante tra Pinzano e Castelnuovo che si chiama Capra Amica. Bello, essere amici delle capre è è una cosa che ti aiuta a riconciliarti con il mondo. La capra è un po' uno stambecco di casa nostra. La capra è resistente, è un animale molto umile, cocciuto, no? Dà di testa, dà di becco, nel caso in cui si tratti del marito della capra, ed è un animale molto resistente. Ha salvato l'economia e la vita di tante famiglie di quelle contrade, che non potevano permettersi la vacca. E la vacca costava, si diceva una vacca è l'economia di un anno di una famiglia. Per cui avere una coppia di capre significava poter fare formaggio, portarle un po' in giro nelle pertinenze
della casa, ed è un formaggio davvero molto buono quello della capra, mescolato magari al latte vaccino. E soprattutto in questa straordinaria galassia che poi rappresenta queste contrade, si è espresso nella sua veste migliore, il famoso format di Asin. Adesso ne parliamo. Chiaramente per arrivarci, casa mia è proprio qua, questo è il castello di Ragogna, Sperone Longobardo, una delle ultime roccaforti longobarde, l'antica Reunia, citata già da Paolo Diacono, e nel VI secolo omaggiata da Venanzio Fortunato, che è questo incredibile viaggiatore dell'Alto Medioevo che stava compiendo un grande itinerario alla ricerca di San Martino, il grande passaggio che lo conduceva dalla Pannonia fino ad arrivare a Tours, dove ovviamente il santo ha espresso la sua santità. E San Martino è anche uno dei santi vocati all'autunno. L'11 di novembre, San Martino, ogni mosto diventa vino. Vi avvicinate alle cantine, anche quelle delle case, dove cominciano già a ribollire i mosti, dove la vendemmia è già stata fatta, le foglie delle vigne ormai prendono ad imbiondirsi, diventano rosse, diventano gialle, sembra quasi la tavolozza di un pittore straordinario, bravissimo, ma è la natura che in realtà ci consegna tutto questo. E Venanzio Fortunato, passando proprio in questi pertugi, in queste contrade, guardando dal basso verso l'alto, dice super instat aquis tiliaventi reunia, no? Ragogna che se ne sta appollaiata sopra le acque che ribollono del tagliamento. Una piccola notazione: prima del ponte, prima che venissero costruiti i ponti, perché prima di questo ponte ce n'era uno molto più rustico, che ovviamente è stato una delle tante vittime della prima guerra mondiale, no? Minato per evitare il passaggio delle truppe, c'era un servizio interessante di barcaioli, soprattutto nella zona di Villuzza, Tabine. Pinzano è una pinza, chiude il fiume, così come la chiude Venzone, molto più a nord, Pinzone, Venzone, Pinzano. Quindi era il passaggio ideale per poter istruire un servizio di zatterieri, chatars si dice dalle mie parti, utilissimo quando non c'è un ponte, perché chiaramente si carica sulla zattera tutto quello che il viandante, il mercatante, il pellegrino devono portare dall'altra parte. Però erano personaggini curiosi, gente di casa mia, gente poco fidabile. Vi accompagnavano fino a metà del fiume, quando arrivavate sull'acqua più fonda vi dicevano o mi dai qualcosa o butto tutto a fiume e butto a fiume anche te. E si era sviluppato, pensate voi, una forma di pirateria fluviale. Cioè, noi abbiamo avuto addirittura i pirati del tagliamento. Se Salgari fosse vissuto tra il 500 e il 600 nella zona di Ragogna, altro che le tigri di Monprace, ma avrebbe scritto le tigri di Reunia. Ed erano terribili perché aspettavano la piena del fiume e quindi dovevano essere ardimentosi, perché quando il fiume Tagliamento va in piena fa paura. Sentite i sassi che cominciano a vibrare prima ancora che arrivi la montana, si dice, no? Quindi l'onda che giunge da nord, coraggiosissimi, quasi degli Acab sul loro pequod, e scendevano lungo il corso del fiume, chiaramente saccheggiando tutto quello che potevano prendere. Si prendevano animali, si prendevano masserizie, alle volte, è triste dirlo, donne e bambini, che soprattutto tra 400 e 500 poi venivano rivenduti alle orde dei turchi che corsero per la patria del Friuli verso il 1499, no? Anno pasoliniano tra l'altro, e venivano venduti, arrivavano fino nei grandi bazar del cuore dei Balcani, questi bambini piccolissimi. C'è questo racconto che conoscerete molto bene del Mamalucco di Montereale, raccontato benissimo tra l'altro da Aldo Colonnello, grande spirito e presidiante la cultura di Montereale Valcellina, un ragazzino che viene rapito, si trova nei grandi bazar di Sarajevo, poi arriva fino a Istanbul, la porta d'Oriente, la sublime porta, e fa carriera. È una cosa incredibile. Riesce a fare carriera e a diventare uno dei generali più temuti del turco. Solo che quando nelle varie ondate ritorna qua in Friuli, alla testa dei suoi giannizzeri, dei suoi soldati, diserta e torna da sua mamma, torna a casa.
C'è un'altra storia, questa invece è meno nota, della classica Cenerentola friulana che finisce su una di queste zattere. Pensate voi, una ragazzina che aveva sui 14-15 anni, serva all'epoca di una famiglia importante, disprezzata, trattata male, la classica servetta furlana delle grandi famiglie nobiliari di insediamento veneziano, e trattata e disprezzata, trattata male e disprezzata, insomma viene raccolta da una di queste zattere, fa una traversata incredibile, quasi da romanzo, finisce a Istanbul ed entra nell'harem del sultano, perché è bellissima. È una ragazza che le cronache descrivono come se fosse Sherazade, questi lunghi capelli, le ciglia profonde, lo zigomo alto, le labbra carnose, i seni turgidi, e mi fermo qui. E pare che al sultano piacesse così tanto che decise di trasformarla nella sua favorita, ma rispettandola. Cioè le disse: finché tu non deciderai di entrare sotto le mie lenzuola di seta, io non chiederò niente da te. E lei, da brava furlana, non accondiscende alle mire del sultano e alle bramosie, alla lussuria del sultano, che è pazzo di lei. E alla fine la lascia andare. Alla fine è un atto d'amore, no? Quello, grandissimo. La lascia andare, ma con una borsettina piena di lapislazzuli, di diamanti, di gemme preziose, come per dire: sei tu la gemma più preziosa dell'harem, ma puoi tornartene a casa. E lei ritorna a casa, chissà per quali vie, chissà per quali strade, con quali perigli, con quali pericoli, e riscatta tutti i beni del signore veneziano per devolverli, oh signore, alla famiglia. Cosa curiosa, quindi altro che la storia di Cenerentola. Passato il ponte, voi potete prendere una stradina sopra Pinzano per Costa Beorchia, gran bei vigneti, panorami meravigliosi, e questa è un po' la vista. Avete il tagliamento, avete appunto Ragogna, il monte di Muris, e su in lontananza le montagne della Pieve d'Asio. La montagna Asina, gli Asins, Talpa Taronda, venivano chiamati così. C'è qualcuno che viene da quelle contrade? Nessun Asin qua dentro. Li chiamavano Talpa Taronda perché, visto che l'economia era molto povera in questa regione, spesso arrotondavano quel poco che la capra poteva dare rubando il bestiame. Però quando rubi il bestiame, se uno è attento e segue le impronte delle bestie, sa da dove parti e sa dove arrivi. Ma se tu copri lo zoccolo della bestia con degli stracci, non sai da che parte la bestia è andata. Talpe taronde vuol dire proprio questo, vuol dire impronta rotonda. Lo faceva anche il vecchio Caco che Ercole andò a cacciare, secondo la mitologia, no? Abigeato, furto di bestiame. La pena era atroce. Quando beccavano qualcuno che rubava il bestiame, veniva squartato. Non occorreva neanche la voce del giudice, era già previsto dalla normativa, e i 4 pezzi venivano messi nelle 4 direzioni dei venti e dei punti cardinali, come a dire: quella è la fine che fanno coloro che rubano il bestiame. In realtà era una legge molto dura, molto feroce, era gente che doveva arrangiarsi in qualche modo e aveva davvero ben poco altro da fare che non questo. E se riuscite poi a visitare Oltrerugo, sentite anche il suono di queste borgate: Oltrerugo, Sottoforca, Vigna, Costa. Dove andreste a vivere? Io a Vigna, sicuramente. Sottoforca no, è brutto. Forca non è la forca, chiaramente, dove venivano impiccati, è la forca, la forcella, chiaramente. Vigna, a Vigna ancora ci sono dei contadini che riescono a spremere il Picolit Neri. Ne abbiamo parlato, credo, l'anno scorso, quando abbiamo fatto gli itinerari del gusto. Picolit Neri è questo vino molto ruspioso, molto ruspante, che il buon Emilio Bulfon, tanto di cappello, è riuscito a recuperare assieme a tutti gli altri vitigni autoctoni che ancora crescono, proprio perché ci sono dei viticoltori attenti che li hanno salvati dalla perdita, dallo smarrimento, dalla perdita della memoria anche del territorio. Sapete che a causa della malattia della vite, a un certo momento noi abbiamo cominciato a bere solo vino americano. Il Merecan, che è quello più
popolare, che poi è il Fragola rosso, c'è anche il Merecan bianco, che è buonissimo invece, dolciastro, è il Noac, chiamato anche così, fa a gara con il Ramandolo, con il Picolit, fa a gara con il Vinsanto di tradizione toscana, non ha niente di che invidiare, con dei biscottini che vengono pucciati dentro, biscottini di farro, semplici, semplicissimi, li pucciate dentro, è un ottimo dolce per concludere un pasto. Se assaggiate anche l'alternanza tra questo vino molto dolce, molto, molto saporito, sa davvero di primavera, con il Format di Asin, è un cortocircuito. È un cortocircuito straordinario, perché avete la dolcezza del vino e questo Format di Asin che, come voi sapete, di fatto è il rimanente di tanti altri formaggi che, non potendosi conservare adeguatamente in cantine che erano quello che potevano essere, venivano messi a pezzi dentro un barile in una salamoia, subivano un processo di fermentazione e diventavano pastosi, molto pastosi. Dipende poi dalla quantità della salamoia, in friulano è la salmuerie, e possono essere di crema molto chiara oppure molto scura, gialla, arancione, quasi addirittura marrone alle volte, tanto è pesante la salamoia. Io ricordo un anno in cui ancora ero un galante corteggiatore di una gentile fanciulla che poi ha avuto la sventura di diventare mia moglie. L'ho portata, le ho detto adesso ti porto in una vecchia osteria di queste contrade, si trova proprio tra Vigna e Costa, adesso non esiste più quell'osteria. E ricordo l'oste che con grande, ma grandissimo orgoglio ci portò questo Format di Asin da spalmare sulla polenta, e guardando negli occhi la fanciulla disse: è buono, noi non cambiamo la salamoia dal 1600. Quindi è proprio una dimensione lunghissima. Credo sia stata una prova d'amore della fanciulla mangiarlo senza colpo ferire. Se non l'avesse fatto non l'avrei sposata. Cioè, era veramente la prova di iniziazione. Adesso tutto questo è tutelato chiaramente dai presidi dello slow food, sono alimenti che hanno davvero il sapore antico, non si assaggiano più queste cose. Non si può dire, lo so, mi dispiace, l'ora tra l'altro so che avete già pranzato, siete anche in fase di gestione, ma a Gris so di qualcuno che fa ancora il formaggio coi vermi. Lo so, lo sapevo che le signore avrebbero avuto questo tipo di espressione, ma non ve ne accorgete, eh? No, per accorgervene dovete prendere il formaggio e è molto pastoso, perché chiaramente è un formaggio che sta già andando marcio, diciamolo così. Non sto facendo una grande però prendete questo formaggio, lo tenete un attimo in mano e dopo pochi minuti comincia a vivere, perché i vermi cominciano ad uscire, e avvertite, anche in Sardegna, e la tradizione è la stessa, chiaramente è una tradizione di povera gente, ma io ho visto sui tavoli della vecchia osteria di Gris gli anziani del paese inseguire i vermi con la polenta, così perché sanno di formare, cioè il boccone più buono. D'altronde, insomma, c'è anche la tequila boom boom con dentro il verme, alla fine pare che la sorsata più buona sia. Sì, la signora dice, sono piccoli così, non mangi niente, sostanzialmente. Devi reiterare più volte il pasto. E poi vi godete a Villa Sulis questo quadro splendido dell'architettura spontanea della Val d'Arzino, della Valcosa, bellissima, bellissima. Tra l'altro all'interno hanno recuperato l'antica tradizione dei cocci, delle ceramiche, siamo proprio a livello di protostoria, una tradizione antichissima, c'erano i forni e poi c'era l'arte di decorarle queste ceramiche. Si facevano scodelle, si facevano anche cucchiai, e poi le donne, soprattutto le donne, andavano a venderle. Le caricavano su di un carrettino, scendevano giù a valle, verso la bassa friulana o anche dalle vostre parti. Erano donne che avevano una dignità incredibile, spingevano loro il carrettino, magari accompagnate dalle figlie più piccole. Gli uomini in genere erano via, lontano per il mondo, a cercare di guadagnare qualche carantano da portare a casa durante il periodo invernale, prima che cominciasse la stagione poi
agricola, quel po' di agricoltura, in realtà qualche orto, qualche piccolo campo, niente di più. Quindi l'economia la portavano avanti le donne. Ed è curioso leggere la guida del Marinelli, siamo tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, che dice come la fatica venisse misurata a groppa di donna. Fa sempre impressione, no? L'idea che la groppa delle donne dovesse sostenere il peso della casa. E poi scendendo verso l'inverno, immaginate voi i sentieri infangati, il carretto di legno che si bloccava nelle ganasce del fango, il freddo, la giulugne al mattino, la brina. Era una vita davvero grama, difficile, spaventosa. In tante di loro morivano lungo la strada, spossate dalla fatica. Erano donne che avevano 35 anni e ne dimostravano già 70, avevano già 6, 7, 10 gravidanze, di cui erano giunte a buon fine 4. Era necessario fare molti figli perché la mortalità infantile era elevatissima e le tante piccole cappelle che si trovano in queste vallate molto spesso ricordano nei piccoli cimiterini le vite sfibrate di queste donne, sono sepolte lì, sono accolte dall'abbraccio della terra. E io credo che il pellegrinaggio ogni tanto meriterebbe passare verso queste contrade, fermarsi un attimo, entrare, capire quanto fosse forte la pietà, perché poi erano le bambine che erano rimaste, le figlie, a caricarsi il carretto sulle spalle e a ripartire lasciando la mamma dentro, dentro la terra sulla quale era morta, no? È una storia che andrebbe iscritta anche nei libri, non c'è soltanto la storia dei generali, la storia delle battaglie, ma c'è anche questa storia di resistenza che alle volte noi perdiamo. È anche tradizione, ovviamente essendoci qui degli alberi di mele e di pere, che sono quelle mele e quelle pere che mangiavo io quando ero piccolo, sono quelle ruggini si dice, quella specialità di mela molto piccola con e pera anche, piccola e color marrone, proprio color marrone ruggine, che vanno benissimo tra l'altro da far fermentare e riescono a creare un distillato che è particolarmente buono, chiaramente assolutamente illecito come tutto ciò che si coltiva in queste zone. Lì, più in basso, scorre l'antica ferrovia che un tempo collegava Sicilia con Gemona. È un treno storico, è un percorso bellissimo. Adesso il treno non passa più, c'è un bel recupero storico, arriva fino a Maniago ed è un gran bel percorso. So che è stato riattato anche per certi esperimenti di rivisitazione turistica, va anche oltre, un pezzo oltre. Passeggiare lungo la massicciata ferroviaria, che come sapete non ha grandi dislivelli, è un piacere perché poi si vede quel territorio da un punto di vista assolutamente inedito, e lì c'è una zona lungo la via Molevana che vi porta a questo antichissimo ponte di pietra, è davvero molto molto bello. Siamo all'altezza di Travesio, non molto lontani da Travesio, e c'è la Forra, che è una forra bellissima, mozzafiato. Ci passate sopra e avete la sensazione di trovarvi nel 1500. Non c'è niente che vi possa ricondurre ai tempi nostri. È uno straniamento totale. Vi fermate un attimo, vi godete il silenzio, sentite che dalla forra sale la voce del torrente, sentite il profumo dei muschi, delle acacie, della terra. È veramente molto bello ed è vicinissimo a casa. E lì c'è un'osterietta che si chiama il Punticc. Il Punticc è proprio questo piccolo ponte dove adesso è osteria per operai. Gli operai si fermano a mezzogiorno, gli operai che lavorano nella zona. È sempre un gran bel consiglio fermarsi nelle osterie per operai. Intanto si paga molto poco, la cucina è una cucina robusta perché ti deve dare di che sostenere la fatica, non la tua, la loro, chiaramente, però è una cucina molto saporita e so che non si potrebbe, ma mettendosi d'accordo con la Parone, perché lì c'è la Parone, vi fa trovare l'orso. No, non l'orso vivo che vi mangia. È una vecchia tradizione, un'antichissima tradizione che persiste ancora nelle vallate del Natisone, per esempio, e in questa zona. Non è orso autoctono, è orso che viene dalla Slovenia. In Slovenia ce ne sono troppi di orsi, quindi ci sono degli abbattimenti che sono mirati e richiesti dalla Guardia Forestale.
A me un po' dispiace perché io mi considero parte della famiglia, sono un po' plantigrado anch'io. Quindi, però va assaggiato, perché perlomeno fino a tutto il 1500 in Friuli l'orso era cacciagione, era un piatto che veniva servito, non lo poteva mangiare chiunque, era un piatto da signori, l'orso. L'orso, così come il tasso, che poi tra l'altro è della stessa famiglia degli orsi, è un piatto molto elaborato, la carne dell'orso viene preparata tipo spezzatino, viene tenuta a marinatura perché sa di selvatico, ginepro, bacche di ginepro, un po' di cipolla, un soffrittino di sedano e carote e sugo giallo, cioè un sugo giallo potente. Per cui dire all'oste che aiuta la Parone oggi hai fatto l'orso è dargli un complimento. Dirlo da noi e non fare l'orso non è una gran bella cosa. Invece da loro ancora lo fanno, come tutti i presidi sta morendo. Ha un elemento di dolciastro e questo fa venire un po' i brividi perché dicono, non ho possibilità di confronto, che sappia un po' come la carne umana. D'altronde voi sapete che da un punto di vista dell'immaginario collettivo l'orso è l'animale che ci assomiglia di più. Gli uomini del Medioevo dicevano che è l'unico animale che fa l'amore abbracciandosi alla sua compagna esattamente come gli esseri umani. Questa era la teoria dei bestiari, ovviamente. E poi è un animale totemico, è un animale che muore in inverno, rinasce in primavera, è un animale cristologico ed era l'emblema di moltissime case regnanti e feudatarie prima che arrivasse l'altro animale esotico, il leone, che poi leone rampante è diventato molto più nobile, ma forse un po' meno vero. Inverno. In inverno mi piacerebbe portarvi sul Far della Sera a Monfalcone. Hai visto il romanticismo? Cara, siamo adesso, no? Potrebbe essere adesso a febbraio, ti porto a fare un bel viaggetto la sera dove? A Monfalcone. Anche quella è una prova d'amore. Però sono quei luoghi che noi non visitiamo frequentemente. Chi va a fare una passeggiata a Monfalcone? Dai, diciamocelo, nessuno. Lei, perché ha parenti a Monfalcone? Forse? Però vale la pena. Perché Monfalcone noi lo associamo ovviamente alla Fincantieri, ne parliamo tra un poco, alle grandi ciminiere, ai grandi... C'è una battuta di Paolo Rossi, il comico, no? Che dice, beh, a chi mi dice quanto è triste Venezia, gli dico prova a visitare Porto Marghera. Ma Paolo Rossi è nato a Monfalcone, tra l'altro, e lui spesso dice che è bello passeggiare in inverno a Monfalcone, il centro storico è delizioso. Guardate, questo palazzo varrebbe già soltanto la pena della visita, ma il grande corso che oltrepassa la città, lunghissimo, ha sia a destra che a sinistra delle case di inizio secolo del Novecento, secolo scorso, e vi sembra di poter passeggiare a Lubiana, a Praga, a Cracovia, non c'è una grande differenza. C'è proprio questo elemento di sospensione ed è e continua ad essere una città che per tanti aspetti ha un che di mitteleuropeo, con molto meno sussiego di Trieste, molto meno sussiego di Gorizia. Gorizia è più popolare di Trieste. È una Mitteleuropa di Noantri, direbbero a Roma, però estremamente accogliente, estremamente coinvolgente e soprattutto c'è ancora a Monfalcone una cosa che noi abbiamo quasi perduto, la tradizione di fare le caldarroste ai lati della strada. Quando io ero piccolino era normale visitare una città in inverno, una grande città, e vedere i bidoni accesi con le caldarroste che erano lì a scoppiettare sulle braci. E che meraviglia! Quando ti mettevano in mano lo scartoccetto, quello fatto con quella carta marrone da macellaio, carta da pacco, quell'imbuto pieno di questa meraviglia, di questa delizia. E poi prendere in mano la castagna quando sei bambino, hai freddo, hai le mani completamente intirizzite, chi aveva i guantini da piccoli, si diceva tieni le mani in tasca se hai freddo, e quindi tenere la castagna in mano, calda, e poi sfregarla un po', lasciare che si scortecci da sola, trovare il miracolo della castagna abbrustolita dentro, metterla subito in bocca e sentire che ti ustiona la lingua, aspettare un momento, no? È davvero una gran bella esperienza. E ancora adesso
tra dicembre, gennaio, febbraio esistono i caldarrostai a Monfalcone ed è un profumo di bosco che ti accompagna, che ti prende, ti sembra davvero di recuperare dei frammenti della tua infanzia che ormai chiaramente è andata, ma insomma la memoria, lo diceva anche Proust, no? Può nascere dalla Madeleine che viene pucciata nel tè, ma può anche nascere da una caldarrosta, da una buona castagna, la dolcezza. Tra l'altro castagna ha un nome interessante, deriva da casta, è colei che è pura, è virginale, si chiude a riccio, è difficile che si conceda, devi andarla a cercare, la devi corteggiare, devi avere la cautela di raccoglierlo, il riccio, con attenzione, se no poi ti pungi. E poi nel momento in cui l'hai presa, la metti nel sacco, la porti a casa, la devi sbucciare. C'è tutta la tradizione della famiglia che si trova sul tavolo. E poi alla fine, no? Il ricordo dei morti. Quando ci si ritrovava la notte del 31 e Halloween non era di così gran moda, perché era dentro di noi, era una tradizione antica, ancestrale, aspettare che arrivassero i morti. Io ricordo ancora in casa, si aspettava che tornassero i morti e nel frattempo la nonna preparava nella fersorie sbusade, proprio quella lì, aveva la padella con i buchi che preparava le castagne. C'era il rosario, c'era la recita del rosario che non finiva mai. Era una cosa infinita. Sei lungo come il rosario, era il modo di dire. Però si ricordavano tutti quelli che se n'erano andati, nella consapevolezza che in realtà non erano andati via davvero, tanto che la sera si lasciava per loro, perlomeno a casa mia, c'erano ancora queste antiche tradizioni, si lasciava un piatto di minestra per i morti che tornavano e fuori si lasciava anche un'epodine con l'acqua fresca, cioè una vasca, una bacinella con l'acqua fresca perché i morti hanno sete. E mia nonna, che amava, come tutte le signore anziane di un tempo, fare molta paura ai nipoti, diceva: "Ah, ah, hast du sentut?" Dice: "Ah, hai sentito? Hai la lenghe dei muars che bat sulla podine. È la lingua dei morti che batte sulla bacinella." E io le sentivo, io sentivo la lingua dei morti e chiedevo come mai i morti bevessero l'acqua. E mia nonna mi rispondeva: per sparagnar il vin per tuo nonno. Era per risparmiare il vino del nonno, ovviamente, no? Era un mondo in cui il tempo passava molto più lentamente, in cui i ritmi, le stagioni erano davvero le stagioni. Adesso non c'è neanche più l'inverno vero e proprio. Potevo anche fare a meno di prendere la giacca per scendere dalla macchina, l'ho presa soltanto per mettere dentro l'accendino, sostanzialmente. E, e c'è un po' un rimpianto che non è passatista, non erano gran bei tempi. Erano anche tempi duri, difficili, l'abbiamo visto, ne abbiamo parlato adesso, no? Parlando del lavoro delle donne. Però forse quello che ci siamo un po' persi per strada è questo senso dell'attesa, della condivisione. E poi il giorno terribile di San Martino, in cui tanti coloni finivano il contratto agrario e dovevano fare San Martino, perché finendo il contratto agrario, se il padrone non rinnovava il contratto del colono, dovevano caricare tutto sul carretto e andare a cercare un altro padrone, un'altra casa che permettesse loro di fare i sotans, si diceva dalle mie parti, cioè i sottoposti, i soggetti, quelli che vanno a padrone, quelli che hanno un padrone. E il padrone alla fine della stagione agricola arrivava con il calesse assieme al sensale, assieme al fattore, e sceglieva lui il sacco, perché essendo mezzadria tutto era diviso in due parti. Era lui che sceglieva per paura che il contadino gli potesse rubare una manciata di grano in più. Non erano tempi tanto belli. La paura che il contadino ti sottraesse una manciata di grano, con tutto il grano che loro avevano raccolto da tutti gli altri contadini che facevano la fame, senza tener conto di tutte le primizie che andavano chiaramente al padrone, tutte le primizie, al padrone e alla padroncina, la paronsine, si chiamava così dalle mie parti, che arrivava col calesse, il vestito di pizzo, le calzette bianche e le scarpettine di vacchetta. Beh, insomma, tante cose sono passate. Se non c'è molta bora e quindi avete il coraggio di fare la salita che porta sulla rocca che sovrasta Monfalcone,
avrete la possibilità non solo di guardare in lontananza quell'Adriatico mare che è tragico e bellissimo ed è meraviglioso ed è un collante di moltissime civiltà, lingue, accenti, culture, ma avete la possibilità di vedere uno dei castelli che sono stati eretti sui siti più antichi, perché pare che sia stato lo stesso Teodorico, signore degli Ostrogoti, a volerlo, questo castello nel 490, primo stato romano barbarico dell'Europa, lo stato voluto da Teodorico, quello che poi a Ravenna si è fatto seppellire in quel mausoleo che sembra una tenda sarmatica, no? Il grande re che nel sonno della morte vuole riposare in un mausoleo che ricorda le tende dei suoi avi, dei suoi antenati. Beh, da lì voi sentite da una parte il mare e dall'altra parte il Carso, che è un altro mare. È un mare infinito, lunghissimo, solo che è un mare di terra. È un mare di terra, di rocce, di cespugli, di piccoli casolari, di muretti tirati su a secco e va avanti, avanti, avanti fino ad arrivare in area dinarica, balcanica. Avete la sensazione lì, su quella rocca, di trovarvi nell'intersezione tra il mare e la terra e avete la sensazione proprio di essere sul punto in cui la civiltà dell'Europa centrale si incontra con la civiltà del Mediterraneo. Sentite l'odore del sale e sentite l'odore della terra. Questo è Monfalcone, è una cosa davvero molto interessante. Quella fortezza lì, poi riattata dai veneziani, fu una fortezza che difese il territorio dai turchi, inespugnabile, perché pare che nessuno sia riuscito a conquistarla, tranne i terribili pirati euscocchi, che erano pirati che l'impero austro-ungarico, austriaco all'epoca, non era ancora austro-ungarico, utilizzava in chiave antiveneziana. Erano gestiti dal signore di Segna, Seni, siamo proprio nel Quarnaro, all'inizio del grande golfo del Quarnaro, e avevano legni molto veloci, tanto da mettere in pericolo la stessa flotta da guerra veneziana. Erano pirati ferocissimi. Si rintanavano nelle insenature della Neretva, la Narona antica, quella che arriva fino a Mostar in Bosnia, erano imprendibili, davvero imprendibili. Euskoko vuol dire proprio uomo ardimentoso, un uomo che non ha paura di niente e di nessuno. Storia vuole che ci fosse una regina degli Uscocchi ad un certo punto, tra il 500 e il 600, donna bellissima, feroce e spietata. Una donna che non aveva pietà per i nemici che venivano catturati. Aveva, si dice così, il gusto e il piacere di scuoiarli vivi. Cioè, una gentile signora. Un piccolo taglietto attorno al collo, un piccolo taglietto sui polsi e a livello della vita, e poi alle hop veniva fuori la maglietta di pelle. E stessa cosa per i calzoni, no? Taglietto sulle caviglie, via. E quel corpo lì, ancora vivo, veniva appeso all'albero maestro della nave. Era così che venivano ripagati i signori di Venezia. E beh, insomma, d'altronde il gentil sesso è il gentil sesso. Nel 1615 gli Uscocchi riescono a conquistare questa rocca e la trasformano in un nido di pirati. Durerà poco, chiaramente, perché poi ben presto Venezia riesce a riprendersi questo avamposto sul mare tra la terra, la dominazione di terra e la dominazione di mare. Però Monfalcone è anche famoso per questo. Sapete che è un argomento molto divisivo, si dice oggi, no? Il dato è interessante, il 22% della popolazione di Monfalcone proviene da luoghi che non riguardano l'Italia, cioè sono prevalentemente operai che lavorano, famiglie di operai che lavorano a Fincantieri, sono tutti cantierini, in prevalenza vengono dalla zona del Bangladesh, ma non solo, vengono anche dal sud-est asiatico, vengono dalla Cina, vengono dall'India. 22% è tanto, è una percentuale davvero molto alta. Qualcuno grida alla sostituzione etnica, secondo me è una sciocchezza però, poi pensatela voi come volete, come credete. Io mi sono sempre molto divertito nei quartieri di Monfalcone a girare anche con le mie studentesse e i miei studenti a vedere quanto bella possa essere l'integrazione, perché è così. Ci sono questi quartieri in cui le signore escono fuori dai loro negozi dove hanno le loro merci che vengono da lontano, sono signore bellissime, con abiti coloratissimi, con turbanti variegati. Sembra di essere in un bazar di Zanzibar oppure
quasi della Malesia, non lo so, sono atmosfere molto forti, molto, molto particolari. Da dove comincia l'integrazione? Da lì, dalla scuola. Voi entrate in una scuola elementare di Monfalcone e vedete tutti i colori del mondo. E vedete i bambini che non fanno nessuna differenza. Per i bambini non c'è differenza tra un compagno di banco che ha la pelle marrone o gialla o scura o variegata, e imparano che il mondo è fatto di tante cose, è fatto di tante lingue, è fatto di tante culture. Se noi imparassimo dai bambini a non avere diffidenza, a non avere paura, forse il mondo potrebbe essere un luogo un poco più accettabile. Quello che prevale invece molto spesso è la paura, la diffidenza. Non bisogna averne di paura, e Monfalcone potrebbe diventare il paradigma di quello che il mondo può essere se si vive da fratelli e da sorelle. Primavera, primavera verso le 10 del mattino, vi porto nella zona collinare, quindi non dove vivo, sperone roccioso sul tagliamento, ma sostanzialmente dove sono nato, a Ragogna, a San Daniele, Fagagna, quella zona lì, la zona collinare. A primavera è meravigliosa e bellissima, vi sembra di essere un cerbiatto in amore, sentite arrivare le spore, i fiori, i pollini, guai se avete una minima allergia, è uno starnuto continuo. Però è bello perché parcheggiate la macchina sul ciglio di una qualsiasi strada, abbandonate l'asfalto, avete 1000 sentieri che si innervano tra boschi di querce, di lecci, di ontani, è pieno di 1000 richiami, è straordinario. La luce del sole che passa attraverso le foglie, e quello è, verso le 10 del mattino, attenzione all'orario, il tempo della merenda. Merenda. Quante volte si faceva un tempo, no? Il viaggio della domenica con la famiglia, carica nella vecchia 850, perché non c'erano macchine tanto più pretenziose, una vecchia, io ricordo la vecchia 850 di mio padre, che circa ogni mezz'ora doveva fermarsi per rabboccare il gladiatore. Il gladiatore, sì, il radiatore, perché andava in ebollizione. Ed era uno spasso. Mio padre era molto impedito alla guida. Mia madre gli diceva: te l'avevo detto, te l'avevo detto, te l'avevo detto. Ma non era colpa sua, non era colpa sua. Il te l'avevo detto era quello di tenersi una tanica di acqua, ma era talmente stretta la macchina che o ci mettevi il cestino della merenda o ci mettevi la tanica. Mio padre aveva detto: la prossima volta lascio a casa i bambini, ma non era il caso. E allora che cosa succedeva? Succedeva che ogni quarto d'ora, se il viaggio durava almeno un'ora e quindi era lontano, dovevi fermarti, bussare ad una casa e chiedere che ti dessero un po' d'acqua per il radiatore. Ma generalmente era una specie di pellegrinaggio laico, per cui ciascuno poi alla fine ti diceva: boh, ma sentiti un momento, du vegnis, tu qui sei, tu la vastu, e ovviamente ti dava uno sluk di grappa, perché alle 10 di mattino vino non par bon. Cosa dai? Vino, che è maleducazione. Cioè, dove siamo? Cioè, cosa siamo? Vino è maleducazione, non si dà vino. Allora, o grappa, o nelle famiglie un po' meglio propense, un po' più bene, un po' più raffinate, il vermouth. Ti davano il bicchierino di vermouth. Qualche volta mettevano sul caffè, e poi al ritorno mia mamma diceva a mio padre: vedi come sei nervoso. E mio padre diceva: 7 caffè. Però perlomeno i bambini avevano la grappa, dormivano in una maniera incredibile. Ma la merenda era un rituale che noi ci siamo un po' persi, perché adesso chi si porta dietro la merenda? Vai a fare merenda nell'osteria, vai nel bed and breakfast, vai nell'agriturismo, no? In tutte le declinazioni possibili e immaginabili. Ma all'epoca che cosa si faceva? Si portava questo, la meraviglia di tutte le meraviglie in collina, il cestino di vimini, con dentro che cosa? Sentite cosa dice Caterina Percotto, la grande Caterina Percotto. L'or si dà come per mancia qualche soldo e delle uova per la merenda, cosicché di queste merenducce qui e colà nell'ombra dei pioppi, dietro la riva che fiancheggia la strada di Palma, ovviamente lei parlava di Palmanova, per tutto il prato se ne vedeva. Bellissimo. La domenica primaverile, e poi soprattutto nel periodo di Pasqua, la domenica, il lunedì di Pasqua, il lunedì delle uova, era un fiorire di cestini di vimini con la tovaglietta a quadri dentro, con il fazzoletto, la frittatina che era stata preparata al mattino dalle mamme, un po' di formaggio, un po' di salame,
La mortadella non esisteva neanche la Nutella, ma volevate mettere il vasetto della composta di marmellate che sapeva ancora di tutto il sapore dell'albero da frutta, da spalmare sul pane con il burro, o semplicemente una bella fetta di pane nero con 3 strati di burro e lo zucchero sopra. E dopo ci dicono perché abbiamo avuto i trigliceridi da grandi. Per forza era così. O il lardo, la baffetta di lardo portata dietro, da tagliare a punta di coltello, per cui diventava anche difficile masticarlo, perché il lardo, se non è tagliato sottile sottile, diventa una specie di chewing-gum. Però era un senso di bellezza. E l'etimologia di merenda è interessante, è ciò che ti devi meritare. Deriva dal latino mereor. Merenda è proprio il gerundivo latino, vuol dire devi meritartelo. E in effetti è così. Avevi lavorato durante la settimana, avevi portato a termine tutto quello che dovevi fare, il lavoro, la fatica, gli impegni. Beh, quello era il tempo di godersi la famiglia. Adesso non ce l'abbiamo più. Non abbiamo più il tempo perché si lavora anche la domenica, perché c'è lo smart working, queste parole roboanti per cui sei sempre collegato, sei sempre connesso, hai la possibilità di lavorare da casa e quindi lavori in continuazione, non la smetti più, non la smetti mai. Il bambino si annoia, gli metti in mano lo smart, il telefonino, e non si parla più, si aliena, si allontana. Lì bastava portare un pallone di stracci e si cominciava a giocare con i bambini che erano seduti accanto ad un'altra merenda di un'altra famiglia, ed era davvero un modo molto bello per condividere il tempo, il senso, le cose, la vita sostanzialmente. Oh, cosa succede? Abbiamo un blackout. Vediamo che cosa accade. Abbiamo un black. Ah, ecco. No, forse vediamo se sono andato. No. Tornando sempre nell'ambito delle colline, se vi dovesse capitare di giungere nella zona di Fagagna, tra Fagagna e Villalta, fermatevi a vedere la Brunelde. Meravigliosa, bellissima. È un'antica casa forte, 1208, apparteneva ai signori d'Arcano, attualmente è abitata dalla famiglia di Maurizio Grattoni d'Arcano, discendente di quella famiglia, nonché mio professore di musica alle scuole medie. Personaggio eclettico, insegna all'Università di Udine restauro di mobili antichi e storia della musica, è un grande studioso, veramente, anche molto generoso, e organizza ogni anno visite alla Brunelde. Vale la pena, quando ci sono i castelli aperti, andate a vederla. Se ci siete stati lo sapete, se non ci siete stati è interessante. Era sull'antica strada che collegava Concordia, quindi passava proprio di qua e arrivava verso Gemona ad Silanos, quindi è una zona davvero di grande collante, no? Di grande tessuto storico molto, molto ricca, molto importante. E a poca distanza da lì voi trovate alcuni tumuli protostorici come questo. Questo forse è uno dei più belli, è la Tumbule di Fostian, siamo proprio nei pressi di Villalta, con l'albero che probabilmente è cresciuto dal seme che generalmente veniva messo nella bocca del principe pastore che veniva sepolto nel tumulo protostorico. Siamo intorno al 2500, anche prima avanti Cristo, 4500 anni fa la terra si inturgidiva come se fosse un grembo, nella consapevolezza che i morti si seminano e poi possono fiorire altrove, come diceva Davide Maria Turoldo, e ogni volta che io ci passo accanto mi viene in mente quella bellissima lirica che Francesco Guccini ha messo in musica e che prese da Jacques Brel, quando il mio ultimo giorno verrà. Quando il mio ultimo giorno verrà, non chiedo pietra su questo mio corpo, perché pesante mi sembrerà. Cercate un albero giovane e forte, quello sarà il posto mio. Voglio tornare anche dopo la morte, sotto quel cielo che dicono di Dio. Ed è bellissimo. Ed è uno spirito antico. Voi vi sedete sul bordo di questi tumuli antichissimi e sapete che c'è uno spirito che protegge la terra, che ce la rende interessante. E poi l'estate sul far della sera deve essere un'estate, può essere,
per essere un'estate alternativa sul greto del torrente Torre. E anche questo è uno dei torrenti più selvatici della nostra regione, ha degli scenari che sono bellissimi. C'è una cinquecentina scritta 1527 di un gruppo di intellettuali di Udine che dicono scappiamo via dalla calca, dalla folla di Udine, figuratevi Udine nel 1500 dove è stata una calca incredibile, e andiamo a villeggiare sulle sponde del torrente Torre, e discutono di filosofia, di arte, di bellezza. Era caratteristica nostra prendere una buona anguria, andare sul torrente Torre o sul tagliamento, mettere l'anguria nell'acqua. Qualcuno metteva la birra, qualcuno metteva sia la birra che l'anguria. Era un altro modo, no, di esperire la vita, e lì trovate delle meraviglie come questa. Strada 464 sono le cascate del borgo di Zomeais, cascate che Arturo Malignani, siamo agli inizi del secolo, del Novecento, sfrutterà perché il salto è un salto davvero impressionante, da sotto vi dà una sensazione di meraviglia, sfruttò per impostare la prima grande diga, la diga di Crosis, che permise a Udine di essere la prima città elettrificata d'Europa. Ha potuto competere con Parigi, e tra l'altro diede la possibilità di elettrificare i primi tram e di costruire le prime macchine elettriche, che gli amministratori dell'epoca dissero, chiamando Arturo Malignani: ma figliuolo mio, ma che cosa vuole che ce ne facciamo delle macchine elettriche? Non hanno fortuna, non hanno fortuna. E allora furono costretti a venderle in Germania, dove vennero utilizzate come taxi elettrici già a quell'epoca lì. Vi immaginate voi? Eravamo davvero all'avanscoperta del mondo, mettendo insieme tecnologia e natura. Ma che cosa volete che possano servire? E poi avete delle pozze come questa, proprio poco lontano dalla cascata che abbiamo appena visto. Prendetevi un paio di scarpette anfibie, quelle di gomma, che vi permettono di non scivolare, di entrare nell'acqua con i calzoncini corti. L'acqua è gelida, è ghiacciata, ma è bellissima. Ci sono certe iridescenze che vi fanno pensare di essere in un altro pianeta, siete fuori dal mondo. E se non state attenti sentite il canto, non della dea Meduna, questo è un simbolo antichissimo della dea Meduna, guardate che bello, la matriarcalità dell'acqua, che irrora con i suoi seni, che ha una parte anche maschile, che ha le gambe divaricate perché sono accoglienti, perché sono rigeneranti, ed è sostanzialmente la madre, l'antesignana di questa sirena che trovate ancora nel Museo Archeologico di Cividale, la sirena bicaudata in posizione ginecologica, dicono gli studiosi, perché dal suo fiore, origine, sorgente di tutta la vita, nascono le acque dalle quali vengono al mondo ancora oggi i bambini, che nascono attraverso l'acqua della loro madre. È una cosa splendida, è una cosa bellissima. Sirene che accompagnano le anime al mondo, e proprio per questo, perché sono lo spirito della vita, le accompagnano anche dall'altra parte dell'acqua quando la vita è conclusa. E nelle nostre campagne queste sirene venivano chiamate aganes, in questa bellissima rappresentazione di Sandri di Sualdo, Alessandro Dosualdo, uno dei più grandi rappresentatori della mitologia friulana. Agane, le acquane, che nelle vallate del Natisone si chiamano crivapete, cioè piedi storti, perché sono donne che hanno i piedi rivoltati dall'altra parte, e ce li hanno perché in realtà sono le pinne della sirena, e incantano il viandante che si avventuri incautamente lungo le sponde dei fiumi. Li incantano tanto da far perdere loro la strada, farli cadere nelle pozze e farli morire affogati. E sono quelle che gridano la morte dei bambini. È terribile la storia delle agane, o delle letoane, la versione carnica, madri che muoiono di parto, e quindi per tutto il resto dell'eternità lavano nell'acqua durante la notte le lenzuola insanguinate del parto che è finito male, e viaggiano di notte e sono pericolosissime perché si avvicinano alle culle delle madri fortunate e per invidia possono far morire i loro bambini, la morte in culla, la morte bianca. Sono storie impressionanti, fa venire i brividi. E per riuscire a toglierci da questi brividi,
Continuiamo lungo Coia di Levante, ormai siamo già vicini a Tarcento. Andate a dare un'occhiata a questa archeologia industriale, il cascamificio, forse tra i più antichi della nostra regione, siamo 1872, ancora oggi luogo in cui si produce il Made in Italy, l'esportazione, cashmere, seta, ci lavorano e lavorano molto bene, ed è interessante perché qui nel 1944 la Wehrmacht trasportò, per paura dei bombardamenti alleati e titini, nella zona di Monfalcone le officine aeronautiche. Quindi è una zona intrisa davvero di tante memorie e di tanta storia, mitologia, ricordi, natura, bellezza. Con molto rammarico, chiudo con questa, ma veramente con tanto rammarico, perché ho saputo che il proprietario è morto qualche mese fa. E come sempre succede, se ne parlava l'altro giorno con gli amici qui davanti, quando muore un vecchio oste, la tradizione muore con lui. E il pulzut, allora, cosa dareste voi ad un'osteriaccia del genere? Cioè ci passate davanti, siamo a pochi metri dal cascamificio, vedete una portaccia del genere da bar, non c'entrate. Ma entrare significava avere un piatto genuino come questo, del salame, del sottocollo, della soppressa e del formaggio che produceva lui con le sue bestie. E produceva quel tanto che gli serviva, per cui non potevate essere golosi, perché l'oste aveva la sua saggezza, diceva: ma se do a te una seconda porzione, non ne ho abbastanza per quelli che vengono dopo, e io non ho la cantina piena. Tengo soltanto quel maiale, quei 2 o 3 maiali che poi vado a macellare, secondo antica tradizione, e quindi finché ce n'è lo do, ma a te lo do una volta sola, perché se no non lo posso dare ad un altro. È un gran bell'insegnamento, no? Nella nostra civiltà o pseudo-civiltà, in cui se tu sei seduto e hai la fortuna di essere seduto, pretendi che tutto ti sia dato e sia tutto per te. E no, signor mio, diceva quell'oste. Se sei così è meglio che neanche ti siedi nella mia osteria. E se tu eri accondiscendente, dicevi hai ragione, lui ti metteva il bottiglione e quando era ora di chiusura ti guardava e ti diceva: bon, cumoio e voi a dormire, tu vai in devan di besol. Cioè, va bene, adesso io vado a dormire, tu continua da solo. Morto lui, morta una parte della nostra civiltà, che è fatta anche di queste cose. E la prossima volta parleremo di altro. Grazie per la vostra attenzione, sempre paziente. Grazie. Questo.